Buonasera e benvenuti a Friulandia, questa nuova trasmissione in cui stasera parleremo di uno sport poco conosciuto che però sta prendendo molto piede anche in Friuli Venezia Giulia, il tiro dinamico. A presentarcelo c'è Walter Scussolin, che è uno dei soci fondatori, nonché qualego tecnico federale CONI, istruttore di tiro operativo XEN, quindi una serie di titoli importanti per una persona che sta facendo crescere un po' questo movimento, no? E intanto buonasera Walter. Buonasera. E intanto tu sei rappresentante degli atleti di un'associazione che si chiama Shotting Club Udine, no? Ecco, è un'associazione affiliata all'Oxen, lo ricordiamo, che tradotta significa? Club di tiro, detta proprio in maniera papale, è un club di tiro. Senti, in prima battuta per i profani, per quelli che non conoscono questo sport, cos'è il tiro dinamico? Il tiro dinamico praticamente è un mix tra precisione, velocità e in prima battuta proprio sicurezza. Sicurezza, precisione e velocità. È una disciplina che non arriva dall'Italia, no? No, è una disciplina che è stata importata nei primi anni 80 dall'America, ma in America esisteva già anni prima. È stata importata dalle persone che l'hanno visto, l'hanno portato, hanno cominciato in totale oscurità, perché non era molto ben visto. Poi nell'86 hanno fatto, diciamo, la prima associazione. E in Friuli come associazioni quante sono adesso? Adesso in Friuli, dunque, siamo noi di Udine, ci sono 2 club a Trieste, ci sono i ragazzi, gli All Gunners di Pordenone, ce ne sono altri 2 a Treviso, Verona, diciamo che ce ne sono parecchie nel contesto. Ci sono più categorie in questa disciplina o è una categoria unica, diciamo? No, ci sono più division, si chiamano, praticamente a seconda della categoria d'arma. C'è la production, che si chiama così perché praticamente si utilizza un'arma di serie, non si può fare niente, c'è la categoria dei revolver, c'è la categoria standard dove si può fare qualche piccola elaborazione come le macchine, c'è la categoria classic, che sarebbe proprio l'arma con cui è nato questo sport, c'è la categoria open, che praticamente è la Formula 1, chiamiamola così, dello sport. Una gara come si sviluppa? Allora, una gara si sviluppa su varie tipologie di esercizi, lunghi, corti o medi, cioè a seconda di quante cartucce bisogna sparare per finire quell'esercizio. C'è un numero minimo, da 12 a 24 a un massimo di 32. Ci sono vari bersagli, cartacei o metallici, che si abbattono, che possono far coprire o far aprire altri bersagli da colpire. Che sono bersagli in movimento, quindi? No, i bersagli stanno fermi. Qualcuno può essere in movimento, perché per esempio può essere un bersaglio di metallo o aprendo una porta che sgancia un bersaglio che corre su una guida. Ma è sempre il tiratore che si sposta all'interno, lateralmente, a destra o a sinistra. E quanti atleti stanno praticando questa disciplina in questo momento? Allora, quando ho iniziato io, il mio numero di tessera della Federazione Italiana Tiro Dinamico Sportivo è la 5.071, adesso siamo vicino ai 15.000. Quindi diciamo un movimento esponenziale. Secondo te come mai c'è stato questo grande successo rispetto a questa disciplina? Perché è uno sport adatto a tutti, una volta da chi aveva 18 anni, quindi poteva avere il titolo per acquistare tutta l'attrezzatura, al vecchietto di 70. E adesso hanno aperto anche la disciplina soft tire nel tiro dinamico, e quindi anche i ragazzini dagli 8, 9, 10 anni possono iniziare a praticare questo sport. Secondo te l'età ideale per iniziare questo sport, per poi praticarlo diciamo, a livello agonistico, quale potrebbe essere? Allora adesso, come dicevo, con l'apertura del soft tire va bene anche a 10 anni perché si insegna soprattutto la sicurezza nel maneggio e tutto quello che ne consegue. E dopo tanta voglia di divertirsi. E per la vostra associazione ci sono anche delle problematiche fiscali, no?
Ma di questo ne parliamo con il fiscalista che ci dà qualche indicazione e qualche novità sugli aspetti fiscali. Dottor Latorre, molte associazioni hanno, diciamo così, fanno delle sponsorizzazioni. C'è l'obbligo, anzi il consiglio di fare un contrattino di sponsorizzazione. Cosa deve esserci scritto in questo contrattino? I rapporti che vengono a nascere tra il soggetto sponsorizzato, l'associazione in questo caso, e lo sponsor, hanno necessità di essere chiariti anche per un regolare adempimento da ambo le parti. Il contratto di sponsorizzazione è un contratto atipico che non è regolato quindi dalle norme del Codice Civile e sostanzialmente deve contenere gli obblighi reciproci, quindi cosa farà l'associazione e cosa farà invece lo sponsor, quando lo farà e in che termini. Quindi bisognerà dire cosa sono le attività sponsorizzate, bisognerà stabilire qual è il corrispettivo, quali saranno le scadenze per i relativi pagamenti e individuando questo sotto forma forma scritta appunto è sicuramente molto ma molto più efficace e quindi utilizzabile anche in sede contenziosa o di controllo la forma appunto dicevo scritta che garantisce ambo le parti. Il contratto non va registrato, può esserci un semplice scambio di comunicazioni, oramai la mail è una forma estremamente diffusa. Consiglio anche a coloro che non ne hanno ancora l'obbligo, come le associazioni sportive dilettantistiche, di dotarsi di PEC, posta elettronica certificata, che con un semplice clic permette di dare data certa allo scambio della corrispondenza. È evidente che il contratto di sponsorizzazione, come tutti gli altri contratti atipici, cioè non regolati dal Codice Civile, ha una forma assolutamente libera. Ritengo che questo garantisca, ripeto, sia lo sponsor sia l'associazione sponsorizzata. Rieccoci in studio, siamo con Walter Scussolin, stiamo parlando di tiro dinamico. Walter, questo sport comunque necessita di spazi sicuri, no? Quindi ci sono delle condizioni particolari per poter praticare questa disciplina. Voi avete, diciamo così, una location importante già da qualche anno, no? Puoi parlarci un attimino di dove siete, se qualcuno magari vuole anche poi raggiungervi per... Certo, noi da qualche anno a questa parte, grazie anche al comune di San Giovanni d'Antisone, abbiamo trovato un'ex cava che è stata praticamente, ha finito l'escavazione, quindi nella più totale normalità. L'abbiamo attrezzata per il nostro sport costruendo i terrapieni e via di seguito. Il miglior luogo per praticare lo sport sarebbero le cave dismesse, come la nostra e come tantissime altre. Difatti tutte le gare che vengono svolte nel campionato italiano, ma anche all'estero, vengono svolte in ex cave attrezzate ad hoc. Quindi diciamo la soluzione ideale sarebbe una sì, cava. Anche perché la cava quando... Cioè ha delle condizioni particolari? Sì, cioè... quando è poco profonda ha minimo 10 metri di muraglia davanti. Quindi lì c'è una sorta di protezione naturale. Esatto, e poi chiaramente si costruiscono tutto il resto che serve per la sicurezza. Quali sono invece le doti necessarie per eccellere in questa disciplina? Ma le doti, la prima di tutto, io lo dico sempre, è il divertirsi, perché se non c'è il divertimento non si fa niente. E dopo costanza e allenamento, perdita di tempo, spendere soldi perché purtroppo costa, e divertirsi. Perché alla fine dei conti lo fate in maniera amatoriale, cioè sì, non avete una federazione che vi sovvenziona e vi dà... Allora, noi siamo affiliati alla Federazione Italiana Tiro Dinamico Sportivo, che è entrata anche a far parte della grande famiglia CONI. Chiaramente anche come tutte le federazioni hanno i loro problemi monetari. Aiutano i vari tiratori quando ci sono eventi molto importanti, come adesso a settembre ci sarà l'Europeo in Portogallo o i vari mondiali. Sì. Allora alle squadre nazionali che vanno a competere chiaramente gli dà un aiuto. Ho capito. Senti, qual è l'equipaggiamento minimo per poter partecipare a queste gare? Un'arma
che sia idonea per praticare lo sport, un cinturone, una fondina semplicissima, 2 portacaricatori. Voi avete parecchi atleti, no? Avete partecipato mai a manifestazioni nazionali? Vi siete piazzati, diciamo, in posizioni importanti nella classifica? Sì, noi siamo più o meno un'ottantina, anche qualcosina in più, di soci del club. Di agonisti siamo circa una trentina e tutti quanti partecipano al campionato nazionale. E io con altri ragazzi, sempre tiratori, siamo andati anche all'estero, chi in Repubblica Ceca, chi in Austria e da altre parti. Piazzamenti buoni, nel nostro piccolo abbiamo fatto sicuramente i primi di categoria, primi a squadre, anche a fine anno, nel nostro piccolo abbiamo dato il nostro. E ricollegandoci a quello che dicevi tu prima, tu sarai uno dei partecipanti al campionato europeo del 2013 che si svolgerà in Portogallo, no? Sì. Con quale spirito affronterai questa iniziativa e con quali obiettivi sostanzialmente? Ma lo spirito è quello di competere al meglio, cioè di fare bella figura su quello che posso fare io. Chiaramente lì ci saranno i mostri sacri di tutta l'Europa, a partire dal francese Gruffel, che è il top, il numero 1 proprio anche a livello mondiale. Cercherò di divertirmi e di non fare brutta figura. Beh, insomma, in bocca al lupo innanzitutto per questa tua avventura. Bene, abbiamo concluso, abbiamo parlato di tiro dinamico, adesso diamo spazio alla pubblicità per poi ritrovarci con altri ospiti. Bene, rieccoci in studio, abbiamo cambiato gli ospiti, alla mia sinistra si sono seduti 2 rappresentanti della squadra Totò e gli Amici, una squadra che milita nel campionato Geretti Over 40. Intanto buonasera a Andrea Monsutti, che è il presidente di questa squadra, e a Michele Cunta, che è uno degli attaccanti di punta, diciamo, di questa formazione. Buonasera. Andrea, la vostra associazione ha un nome alquanto curioso, no? Totò e gli Amici. Sì. Come mai questa definizione, che ormai ve l'avranno chiesto ormai un po' tutti? Allora, Totò e gli Amici innanzitutto nasce nel 2001 e viene creata da Arturo Freno, che è il presidente fondatore della nostra squadra. Lui, essendo campano di origine, lui è di Procida, ha voluto dare questo nome un po' particolare, richiamandosi a Totò, proprio Totò, anche per dare un senso di goliardia forse. Goliardia, di allegria, e dopo di stare insieme, e gli amici perché praticamente la nostra squadra vuol dare un segnale di amicizia sia agli altri sia a noi stessi. Michele, parliamo dell'ultima gara che avete giocato contro il Botosso e Frighetto e Vernici, se non mi ricordo male, no? Quindi trasferta lunga in Veneto, con quale risultato? Il risultato è stato 4-2 a loro favore, è stata una bella partita, una trasferta non semplice, non solo per la distanza, anche perché era un recupero. Le condizioni del campo non erano quelle ideali, esatto, appunto, e per le piogge e per le nevicate dei giorni scorsi, quindi abbiamo giocato su un campo pesante. È stata una partita tutto sommato anche divertente, anche dal numero delle reti, non semplice anche perché, collegandomi a quanto diceva il Presidente, noi siamo una squadra che ha anche una forte componente di giocatori non udinesi, e proprio quella giornata lì c'era Udinese-Napoli, quindi qualcuno ha preferito seguire i colori, chi dell'Udinese, chi del Napoli, e altri anche. Quindi vi siete trovati un po' informazione, tra virgolette, rimaneggiata, esatto. Presidente, avete una lista di 40 persone, no? Sì. Come fate a gestire tutti in modo, diciamo, soddisfacente? Allora, cerchiamo di fare del nostro meglio. Comunque dei 40 che noi siamo, gli attivi sono circa dai 25 ai 27, perché noi abbiamo tenuto anche all'interno della nostra lista dei componenti degli anni passati che per motivi più che altro di infortuni vari, eccetera, non possono giocare, però noi abbiamo voluto comunque tenerli con noi.
Siamo in tanti, però come diceva Michele, lunedì ci siamo presentati in 12, quindi nonostante quindi una lista nonostante molto questa ampia, rosa ampia c'è stata- eravamo molto risicati. Però normalmente noi andiamo dai 15 ai 18, quindi riusciamo a riempire la lista a gara, perché il massimo è 18 quindi atleti. alla fine c'è una sorta di E rotazione praticamente naturale facciamo a rotazione, facendo le convocazioni così chiamate, cercando di riuscire ad accontentare un po' tutti, un insomma. po' tutti, ecco, sì, anche perché insomma ci danno una mano anche i giocatori stessi. Ecco. Michele, tu sei definito un po' un istrione, no? Quello con più dialettica, un po' quello che fa l'addetto stampa, quello che crea un po' di buon umore, insomma. Come vivi questi ruoli all'interno del Totò agli amici? Beh, li vivo positivamente, anche con entusiasmo, e l'entusiasmo viene trasmesso anche dai colleghi e dai compagni, naturalmente. Vabbè, questo è un ruolo perché mi appassiona innanzitutto l'ambiente. Non troverei gli stimoli adatti se non fosse un bell'ambiente, quindi... E poi non manca la materia prima, è chiaro che io gioco una fase di incoraggiamento, no? Naturalmente i risultati non giocano a nostro favore, non siamo, da qualche anno non siamo, diciamo, i favoriti del girone, e quindi non ci rimane altro che prendere lo spirito amatoriale del gioco, divertirci e quindi scherzarci anche su. Qualcuno dice che anche fuori dal campo sei un gran ballerino, mentre in campo che danza, come si dice, che danza meglio? Diciamo come che si dice, no? ballo meglio fuori campo piuttosto che in campo. No, Tu vabbè, sei è un una attac- passione insieme a quella del calcio che avevo qualche anno fa, e quindi vabbè, insomma, era anche un Quindi metodo da adolescente. la coltivi per anche quella comunque Sì, a sì, margine. vabbè. Presidente, voi avete un gruppo, diciamo, eterogeneo, però con provenienza varia, no? Avete, diciamo, siete possiamo dire multietnici, no? Avete parecchie rappresentanti che vengono da tutte le regioni d'Italia. Sì, sì. Come riuscite a far convivere, diciamo, queste situazioni? Cioè lo sport aiuta anche a questo? Ma diciamo che non ci sono problematiche di questo tipo, perché l'ambiente, come ribadisco, come ha detto Michele, è un ambiente sereno, un ambiente tranquillo. Difatti noi anche finita la partita ci troviamo sempre quei 7, 8, 10 e si va a festeggiare anche la non vittoria. Terzo tempo. Il classico terzo tempo. No, ma non ci sono problemi. Noi abbiamo dei giocatori campani, abbiamo dei giocatori siciliani, abbiamo anche in lista un giocatore spagnolo che per problemi fisici purtroppo non può essere della partita, quindi anche extra Italia. Sì, siete ben rappresentati. Però sì, abbiamo una rappresentanza molto ampia, Molto però ampia. diciamo che questa diversità di mentalità è ben omogenea e amalgamata nel gruppo. Sì, sì. Bene, parliamo un attimo di tutela sanitaria, ce ne parla il dottor Poser. Le lesioni muscolari, stiramenti o strappi, sono frequenti e temute nel calcio. Come si classificano? Cosa bisogna fare quando c'è un sospetto? La lesione muscolare è un evento che capita al calciatore abbastanza spesso, soprattutto quando ci sono dei fattori favorenti, che possono essere il freddo, il non adeguato riscaldamento, una preparazione atletica non puntuale. Quando avviene, il calciatore di solito lo riconosce e sa di cosa si tratta. Il problema è stabilire il grado di questa lesione, che noi chiamiamo tecnicamente distrazione muscolare, e capire quali sono i tempi per il recupero, ovviamente, dal punto di vista pratico. Il calciatore che si fa male deve rivolgersi a uno specialista, che può essere un medico dello sport oppure un fisiatra, che gli farà sicuramente fare un'ecografia muscolare. L'ecografia muscolare ci dirà se la distrazione è di primo o di secondo grado, quindi il cosiddetto stiramento, oppure se è di terzo grado, il cosiddetto strappo muscolare, che comporta la lesione di quasi tutte le fibre del muscolo. Il percorso riabilitativo è molto variabile a seconda del grado. Nei casi più semplici, quindi i classici stiramenti, dopo circa 3-4 settimane si può essere normalmente in campo se il lavoro di recupero viene fatto in modo efficace. Nel caso di strappi importanti, a volte si sta senza giocare anche 3-4 mesi ed è un percorso molto lungo e
e complesso. Rieccoci in studio. Presidente, qualche settimana fa la Lega Calcio ha indetto delle riunioni non obbligatorie. Pensa che sia importante sentire la voce delle associazioni e se, secondo così il parere vostro, è uscito qualcosa di interessante da questo tipo di riunione? Ma io ritengo che queste riunioni sono importanti perché dialogando e sentendo anche le varie problematiche che vengono espresse dalle diverse società, perché negli over 40, se non vado errato, siamo in 32 squadre, quindi che vanno dalla provincia di Venezia, parliamo di Portogruaro fino a Tolmezzo, quindi anche discorsi possono essere problemi di vario genere. Sì, noi come Totò gli Amici abbiamo sempre partecipato a queste riunioni perché ci sembra corretto anche rispetto al presidente della Lega Calcio e a chi si dà da fare per portare avanti questa associazione. La presenza per me è una cosa anche di rispetto e di cortesia. Poi in questo contesto vengono espresse delle problematiche, delle idee, è sempre tutto costruttivo, ecco. Per me sì, anzi ci dovrebbe essere un po' di più partecipazione forse, che magari qualche volta manca, ecco. Michele, tu sei un attaccante di razza, no? Mi dicono. Qual è il marcatore più ostico che hai trovato? Il difensore? Il difensore, sì. Beh, guardando le reti segnate dovrei dire tutti quelli che ho incontrato. No, vabbè, sicuramente ci sono squadre che hanno una componente difensiva molto marcata e professionisti anche, potrei dire la San Giorgina, potrei dire la Rosa di Cervignano, potrei dire Evras Bertoli. Quindi ho un ricordo comunque tutti quelli che avevo incontrato, non tanto diciamo il difensore non tanto ostico, però un ricordo di fair play comunque, cioè, il calcio amatoriale è bello per questo, perché nonostante ci sia anche una differenza di livello professionistico, tutto è incentrato sul fair play. Chiudiamo rispetto anche dell'avversario. Sì, quindi è importante che questi aspetti convivano e alberghino in questi campionati. Sì. Una domanda per tutti e due: obiettivi di fine stagione a questo punto quali sono? Vista la ridente classifica? Il campionato adesso sta per finire la prima fase, inizieremo la seconda fase cercando di portare a casa un risultato più onorevole possibile. Invece l'obiettivo che si pone Michele qual è? Michele è quello che da sempre in squadra è conosciuto come quello che pretende e desidera la Coppa Disciplina. Quindi, che talvolta avete vinto, talvolta tra parentesi, quindi onore a voi. Tre campionati di seguito, quest'anno sarà un poco più dura, quindi, però ci proviamo naturalmente. Perfetto, benissimo, complimenti al Totò e gli amici, noi vi salutiamo, vi diamo appuntamento la prossima settimana, non dimenticate, rimanete sintonizzati sulle frequenze di Friuli Venezia Giulia Sport Channel. Buona serata a tutti. Buonasera. Buonasera.